Amici di VG Sport Channel, ben ritrovati alla nuova puntata di Mega Inter Sport a Canestro. Siamo sempre qui per parlare di basket regionale e con me questa sera abbiamo due esponenti della Credi Friuli Cervignano. Quindi abbiamo l'allenatore Daniele Portelli e Daniele Vignuda. Buonasera. Partiamo subito parlando del campionato che stanno disputando, quindi Cervignano che gioca nella Serie C maschile regionale e che quindi dalle scorse ultime due partite ha prima incontrato Falcon Star Monfalcone e poi nell'ultima sfida, la sesta giornata di ritorno se non sbaglio, il Michelaccio San Daniele, che partita in cui avete perso 76-71. Un breve resoconto, non so chi dei due vuole raccontarci com'è andata. Sicuramente due partite difficili sulla carta, penso comunque ci siamo comportati bene, sia contro la Falconstar, partita più difficile, sia contro San Daniele. Contro San Daniele ce la siamo giocata fino alla fine, è mancato qualcosa per portarcela a casa. Tu Daniele invece come l'hai vissuta la partita? Ma è una costante di queste ultime partite, nonostante i risultati non stiano arrivando. Il gioco c'è, la squadra è in salute, siamo competitivi anche con le prime della classe, come diceva Daniele. Con la Falcon Star abbiamo giocato alla pari per un tempo, a San Daniele che è terza in classifica abbiamo giocato punto a punto, probabilmente la percentuale tiri liberi alquanto deficitaria ci ha condannato, però se giochiamo così io sono convinto che ci serve una vittoria per sbloccarci. Prossima sfida, quindi settima giornata di ritorno che vi vede contro la Pontoni Monfalcone. Sì, è uno scontro diretto, loro sono penultimi, dobbiamo assolutamente vincere, non abbiamo alternative, è l'unico risultato possibile per cercare di riagganciare la zona salvezza. Ormai siete arrivati a metà del girone di ritorno, quindi riesci a farmi un bilancio del campionato che avete finora disputato? Ma sicuramente tutti pensavamo di essere un po' più in alto in classifica, non di ripetere la splendida stagione dello scorso anno, perché comunque il livello del campionato si è notevolmente alzato, ci manca qualche punto in classifica, però c'è ancora tempo per rimediare. Il nostro obiettivo deve essere la salvezza, se passa senza i play-out ancora meglio. Tu Daniele invece come hai vissuto il campionato? Un bel gruppo sicuramente, solo che ci sono mancate naturalmente un po' di vittorie. Quando si vince va sempre meglio, ci si allena in modo più sereno, però quest'anno è così, come diceva, a differenza dell'anno scorso, e dobbiamo faticare per raggiungere l'obiettivo che è la salvezza. Daniele è qui con noi questa sera anche perché ricordiamo il vincitore del concorso Highlights della scorsa settimana. Daniele, sei stato tante volte in lista in questo concorso e questa volta sei riuscito a vincere. Come te l'aspettavi? Inizialmente no, poi vedendo che non erano tante le persone che hanno votato questo sondaggio, diciamo che ho un po' chiesto a amici, compagni, familiari di votarmi, sì, un po' me l'aspettavo. Sei contento comunque di aver vinto anche perché ti confronti, essendo giovanissimo, classe 95, con persone che magari hanno più esperienza di te? Sì, è uno tra gli aspetti per i quali sono più contento, essere finito in questo sondaggio, diciamo, con persone più esperte, più forti di me, anche di categorie superiori, insomma. Tu cosa ti aspetti da queste ultime giornate del campionato? Di vincere. Giocare bene, vincere, trovando la serenità nello spogliatoio, all'allenamento, così. Andiamo adesso a conoscere in modo più approfondito i nostri ospiti, quindi chiedo subito, dato che Daniele ha il microfono in mano, di raccontarci un po' la sua storia, quindi i suoi esordi e poi come ha continuato. Da sempre giocato a Cervignano, ho incominciato da bambino, avevo 6 o 7 anni, mini basket a Cervignano, ho sempre continuato con la trafila delle giovanili della società. Fino a quando, primo anno di Under 17, ho incominciato ad allenarmi con la prima squadra, sempre con il coach, fino adesso. Adesso sono all'ultimo anno di giovanili anche con l'Under 19 provinciale. A proposito proprio dell'Under 19, come sta andando il campionato?
Devo dire che ho saltato alcune partite per causa di impegni scolastici, comunque con gli allenamenti da C2, ma sta andando bene, siamo arrivati alla seconda fase. Adesso dobbiamo confrontarci contro le prime squadre degli altri gironi. E con la squadra come ti trovi? Comunque è una squadra diversa da quella della prima, quindi magari anche non allenandoti sempre con loro c'è qualche difficoltà poi in campo. No, diciamo che il mio compito in campo cambia, under 19 diciamo, sono chiamato a prendermi più responsabilità, magari con la C2 è diverso, cioè il mio contributo in campo, cioè il mio scopo in campo magari è diverso. L'obiettivo per quest'Under 19 quest'anno? Ripetere quello fatto lo scorso anno, vincere il titolo provinciale, le finali, regionale, provinciale, regionale. Chiedo a Daniele di passare il microfono al coach e chiedo a lui un po' il suo passato, se prima di fare allenatore giocava, se invece ha cominciato subito così. Ho giocato diversi anni in varie squadre del Friuli, della Bassa Friulana soprattutto, tra Serie D e C2. Poi a 32 anni ho smesso di giocare anche per problemi fisici e da quella volta ho allenato Cormons, Romance e adesso sono 4 anni all'ABC Cervignano. Qual è stato il motivo per cui hai scelto di venire a Cervignano? Comunque venivo da un'annata particolare, nel senso avevo iniziato l'anno a Romance, poi per motivi familiari ho dovuto abbandonare dopo un mese e alla fine della stessa stagione Cervignano mi ha chiamato a 2 giornate dal termine del campionato e ho accettato perché avevo voglia di tornare in palestra. Essendo un amante di questo sport, poi logisticamente anche una soluzione che mi va molto bene vivendo a Cervignano e devo dire che mi trovo molto bene, spero che questo matrimonio continui ancora a lungo. Meglio giocare o meglio allenare? Dico sempre ai miei ragazzi che vogliono diventare allenatori, giocate il più possibile perché da allenatore i pensieri e gli stress sono sicuramente maggiori di quando si gioca. In un futuro breve dove ti vedi? Sempre a Cervignano con i tuoi ragazzi o magari da qualche altra parte? No, adesso penso al presente, il presente si chiama BC Cervignano e soprattutto raggiungere la salvezza assolutamente e dopo valuteremo insomma. Tu invece Daniele, progetti per il futuro? Anch'io non ho progetti per il futuro, penso a quest'anno, non ho ancora fatto niente di strepitoso, quindi resto coi piedi per terra e penso a quest'annata. Il mondo extra basket invece sei ancora a scuola, quindi devi ancora finire le superiori? Sì, sono in quinta liceo a Cervignano e quest'anno ho l'esame. E dopo hai già qualche idea per il futuro o invece stai ancora scegliendo? Ho pensato a 2 università a cui iscrivermi, scienze motorie a Gemona e educatore professionale, entrambe a numero chiuso, quindi dovrò prepararmi per i test d'ingresso. Per quale motivo hai intenzione di andare a fare scienze motorie? Scienze motorie perché appunto diciamo, è qualcosa legato anche allo sport, qualcosa legato all'aspetto fisico insomma. Invece per quanto riguarda educatore professionale perché dà l'opportunità di lavorare, cioè di seguire persone in difficoltà, una cosa che a me piacerebbe fare. Oltre alla scuola e il basket, altri interessi che magari ti portano a distrarti un po'? Un'amorosa, che saluto. Perché comunque è sempre difficile conciliare lo studio e il basket, soprattutto magari tu che hai ancora l'impegno delle giovanili e poi con la prima squadra molto spesso ci sono tanti allenamenti e partite. Sì, è un po' difficile, comunque la fortuna di avere entrambe le palestre dove ci alleniamo dietro casa praticamente a 2 passi, ci vado a piedi ad allenamento. Comunque allenamento dopo un pomeriggio di studio comunque fa sempre bene insomma. Invece il coach, oltre ad allenare, ha qualche altro... Ad allenare faccio il marito e il papà di 2 bambini e faccio il fisioterapista ormai da 20 anni in un centro privato. 2 bambini che anche loro giocano a basket o invece hanno scelto un'altra strada? No, non ancora, sono piccoli, per cui per adesso fanno solo nuoto, magari in un futuro se avranno voglia
sarò sicuramente felice se fanno basket, altrimenti seguono la strada che desiderano. Ti piacerebbe se continuassero la tua strada? Beh, sicuramente sì, è un ambiente secondo me ancora sano, la pallacanestro, si vive in gruppo, sicuramente aiuta la crescita anche come persone. Per tornare invece a parlare del campionato, quindi anche delle altre squadre, chiedo al coach se c'è qualche squadra in particolare che ha mostrato il miglior basket secondo te? Bah, secondo me, come dicevo prima, il livello si è alzato notevolmente. Sono molte squadre che giocano bene, sarebbe troppo facile dire le prime in classifica, Falcon, Star e Corno, voglio dire una squadra che forse è un po' una sorpresa, che è andata un po' oltre le aspettative, forse Codroipo è la squadra che esprime una bella pallacanestro. Vediamo se adesso coach ha qualche bella parola per Daniele e gli chiedo una sua qualità, quindi cosa gli viene meglio? Bah, Daniele è sicuramente un ragazzo, come si sente anche da come parla, umile, che ha voglia di lavorare, sempre presente all'allenamento. Diciamo come caratteristiche è un discreto talento offensivo e non ha paura di prendersi responsabilità, cosa che in un giovane non è facile trovare. Daniele, invece tu se dovessi dire la tua miglior qualità? Mia personale? Sì. Boh, non saprei. Sì, non ho paura di prendermi le responsabilità, diciamo, nelle partite mi piacerebbe essere protagonista in momenti importanti, non sempre, cioè non è facile farlo, però questo qua, diciamo, è il desiderio di ogni giocatore, penso. Prima di continuare a parlare con i nostri ospiti, facciamo un attimino di pause, quindi pubblicità e poi continuiamo qui al Mega Intersport per Mega Intersport a Canestro. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Ristorante e pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, Il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto, e poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto Il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, ristorante e pizzeria al Nuovo Baffone a Basaldella. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo.
La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive. Amici di PVG Sport Channel, ben ritrovati, siamo sempre qui al Mega Intersport per Mega Intersport a Canestro. Prima di continuare però la nostra chiacchierata con gli ospiti, vi lascio la clip degli highlights della scorsa settimana. Ricordiamo proprio che Daniele Vignuda ha vinto il concorso e quindi vi lascio la clip per poi continuare a parlare qui con i nostri ospiti. Che esce, ma rimbalzo anche un po' fortunoso dei Carnilutti, il brutto atteggiamento. Serve Vignuda che segna, quindi Sirena, una tripla siderale. Il time out, squadra in campo, difesa zona sulla rimessa a fondo canestro per Cervignano. Colli si addormenta un attimo, gira di classe sul perno, apparecchia a tavola in testa a Carnilutti, qui 23 pari. Non si segnano, un bel tiro di Giannotta. Riparte di Giusto, lancio lungo per Carnilutti, soletto, primi dei punti della partita, d'opera di Carnilutti, servito bene di Giusto. Preso tutto il campo, la formazione di casa, 14 secondi alla fine della prima frazione. Osman Gueye cerca di battere la difesa, Gueye fino in fondo, c'è il canestro, c'è il fallo, gioco potenziale da 3 punti, il Marziano della GSA. Meno 7 per la GSA, 7-5-6-8, Phil per Monini, Klaus da 3 punti, va Claudio Monini, 2 minuti, 14 secondi alla fine della partita, meno 4. Eccoci qui di nuovo, microfono a Daniele, quindi gli chiedo subito un po' come di raccontarmi se ha qualche ricordo delle giovanili, qualcosa che si ricorda particolarmente, magari una partita. Delle giovanili diciamo 2 ricordi fondamentali, diciamo. Il primo è diciamo, l'intero anno dell'Under 17, l'unico anno in cui ho fatto il campionato d'eccellenza. Siamo arrivati ultimi in campionato, però se per me è stato uno tra gli anni in cui sono cresciuto nel gioco in modo maggiore, diciamo, grazie a un allenatore, Giorgio Iemolo, che mi ha insegnato molte cose. E un altro ricordo è la vittoria, sempre con l'allenatore qui presente, appunto le finali regionali dell'Under 19 che lo scorso anno abbiamo vinto. È una sconfitta invece che ti ha lasciato un po' l'amaro in bocca, che magari ricordi non bene o comunque... Senza andare troppo lontano nel tempo, la sconfitta di quest'anno contro la Servolana al Basket Day, abbiamo preso più di 30. E in quell'occasione che cosa c'è stato di sbagliato?
l'approccio alla partita essenzialmente, non eravamo concentrati, abbiamo commesso degli errori, abbiamo lasciato giocare gli avversari come volevano. Parlando sempre del passato, posso chiederti per quale motivo hai iniziato a giocare a basket? Boh, sinceramente non ricordo, forse per curiosità, dato che ero ancora bambino, 6-7 anni. Poi mi è piaciuto, ho sempre continuato a giocare a basket. Gli amici ti hanno appoggiato o magari hai iniziato proprio con loro? Sì, ho iniziato con alcuni amici, alcuni hanno continuato a giocare, altri nel tempo hanno lasciato. Comunque sì, i miei familiari, gli amici mi hanno sempre appoggiato. Coach Scelta. Portelli invece? La sconfitta? No, in generale perché hai iniziato ad avvicinarsi al mondo del basket? Forse perché avevo un fratello più grande che giocava a basket, forse sono stato indirizzato da lui inconsciamente. Poi facevo sia calcio e basket per un periodo, alla fine ho scelto il basket perché mi piaceva di più, insomma. Poi ho continuato fino ad allenare adesso, insomma. Se dovessi consigliare a un bambino di iniziare a giocare a basket, per quale motivo? Ma perché, come dicevo prima, la pallacanestro è un ambiente sano, è uno sport di squadra, per cui lo stare insieme aiuta a crescere sicuramente come persone, chi lo frequenta, chi lo pratica. Prima ho chiesto a Coach Portelli se una squadra, se quest'anno nel campionato una squadra avesse dimostrato il miglior basket in campo. Faccio la stessa domanda a Daniele, magari una visione diversa perché tu la vivi dal campo e quindi magari ti sei accorto di qualcos'altro? Boh, non sono un allenatore, non seguo moltissimo le partite di tutti, anche io ritengo che ci sono molte squadre molto valide e che quest'anno il livello si è alzato, senza andare nello scontato dicendo Falconstar o Corno per esempio, sono oltre altre squadre che hanno dimostrato di poter far bene. C'è un giocatore che magari ti mette in difficoltà o comunque vivi con lui l'uno contro uno con maggiore impegno? Dovendo marcare i vari playmaker delle diverse squadre, essendo più giovane, più inesperto, ci sono difficoltà. So, anche parlando di sabato è stato difficile marcare Pellarini, ma anche altri giocatori giovani, per esempio quando abbiamo giocato contro la Servolana è stato molto difficile per me marcare Cernitz perché è molto più veloce di me. Sì, quindi comunque è stato difficile. In un giocatore, se tu dovessi fare un modello ideale, quale caratteristica dovrebbe avere? Dipende. Magari se proprio tu hai un modello di riferimento a cui ti sei sempre ispirato. No, io non ho nessun modello di riferimento, penso a giocare, migliorarmi su più aspetti possibili, sul tiro, sul passaggio, sul palleggio, sulla gestione del gioco, essendo comunque un playmaker, così. Invece per il coach c'è un giocatore ideale? Che caratteristiche dovrebbe avere? Ma parlando sempre del ruolo del playmaker, io quando giocavo il mio idolo era Mike D'Antoni, che era un playmaker che dalle doti fisiche non eccelse, però aveva un'intelligenza superiore, sapeva chi servire nei momenti decisivi. E poi magari era il classico giocatore che sbagliava 10 tiri in una partita, ma quello decisivo lo segnava sempre. Mi è sempre piaciuto, mi sono sempre ispirato un po' a lui. Ho chiesto a Daniele se magari ha un modello a cui ispirarsi. Per te invece un allenatore che magari ti dà l'esempio ogni giorno, comunque ti dà degli spunti? No, cerco di essere me stesso, comunque studiando libri, andando ai vari clinic, guardando partite, cerchi sempre di rubare qualcosa agli altri, qualche idea, però l'importante è essere comunque se stessi e proporre le proprie idee e non quelle degli altri. Domanda conclusiva per entrambi, seguite altri campionati, avete squadre del cuore? Ma a livello di Serie A seguo poco, mi informo sui risultati, seguivo quando c'era la Snyder qui da noi, adesso seguo sicuramente la GSA, il Pordenone, le squadre di categoria superiore, insomma. Tu Daniele invece? Anch'io Serie A di basket non seguo molto, mi informo anch'io sui risultati comunque delle squadre friulane in categorie superiori, seguo l'NBA
sono tifoso dei Lakers che quest'anno non stanno disputando una grandissima stagione. Aspetto il ritorno di Kobe Bryant. Ok, grazie mille ai nostri ospiti, quindi a Daniele Vignuda e a Coach Portelli, e vi lascio con la clip della nuova settimana degli highlights. Vi ricordo di andare sul sito del Messaggero Veneto per votare il canestro migliore del fine settimana, e con la clip vi rimando alla prossima settimana sempre qui al Mega Intersport per Mega Intersport a canestro. Che giochi contro, lo detesti, insieme, per lui lo ami, e come non puoi amarlo? Non puoi non amarlo, la tripla, Io voglio bene a Patrino. Fini che sbaglia il tiro dall'altra parte, già Canuta andrà fino in fondo, bello lo scarico per la Bimane, Gabriele Castaldo. Nuovo Matteo Palermo, su di lui Davide Zambon, mismatch a favore di Orzinuovi, vediamo se viene sfruttato, aiuto di Ferrari che arriva a stoppare, potrebbe essere l'azione del match finora. Allora, 49 Sant'Ambrogio. Bravo Sant'Ambrogio in tutta questa partita a dettare sempre i ritmi giusti, a trovare nel finale 6 punti di partita che hanno consentito a Varese di allungare nuovamente, arresto e tiro e 65 e bomba di Bagnarol, bomba importantissima. Alla fine un possesso pieno di differenza a favore di Costa, andrà Piazza in palleggio, Udine non potrà andare fino in fondo, c'è discrepanza di 2 secondi tra km e 24 km dalla partita. Ricky truccolo nell'angolo, si prende la tripla, no, Ricky per Filiberto di 10 secondi alla fine, 24 per ACCA che ricorre contro i punti di distacco, la stoppata di Beloni contro Filiberto, la palla a Calambre nelle mani di Claudio Molini, Klaus si deve prendere la tripla per il supplementare, non va primo ferro, il ribalzo è per Franezzo, andrà Piazza allo scadere, recupera il pallone, va! Overtime, l'architetto Andrea Piazza.